29 le corse che hanno visto impegnato Bramosu de Campeda, prevalentemente nella distanza lunga tra i 1700 e i 2000 metri, 20 in tutto, 6 tra i 1300 e i 1600 metri, 3 tra i 2100 e i 3000, vittorie 2 proprio tra i 1700 metri e i 2000, mentre una vittoria tra i 1300 e i 1600. Ricordiamo qui a Piancastagnaio una distanza di 4 giri più una parte di dirittura. Qui stiamo inquadrando la mossa per un giro che una mediana di circa 320 metri, 2 curve, quella che stiamo inquadrando ora leggermente più stretta dell'altra che si trova all'opposto, 2 diritture di circa 60-65 metri. Quest'altra è una curva che stiamo inquadrando. Antonio Siri, ormai confermato in Voltaglia, torna dopo diverso tempo, un palio non fortunato per la contrada. Inizia un leggero galoppo Antonio Siri, che ha già provato Chimera da Clodia alcuni giorni fa ed ora è impegnato su Bramosu de Campeda. Allunga un po' il passo, qui è una curva più ampia rispetto a quella che tra poco affronterà Voltaia. Prosegue Antonio Siri, la prova su Bramosu de Campeda per la contrada di Voltaia. A meno di sorprese, questa è la monta ormai da ritenersi ufficiale per la contrada di via 20 settembre. Stasera la presentazione ufficiale del Fantino durante la tradizionale scena del palio del 13 agosto. Allunga il galoppo Antonio Siri. Ci troviamo qui alla mossa, ecco il Verrocchio. Vediamo Voltaia, allunga ancora Bramosu de Campeda.
Richiama già il cavallo Antonio Siri. Possiamo considerare almeno questa parte di prova. Vediamo la scelta